Al via la distribuzione dei contenitori necessari alla raccolta differenziata per le utenze domestiche, tante le problematiche che stanno sorgendo per il loro ritiro, nonostante le rassicurazioni fatte dall'assessore Fontana. Pochi punti di distribuzione in città, solo al Viale della Vittoria finora e solo da qualche giorno anche a Villa Sete e a Villaggio Mosè. Assente la popolosa frazione di San Leone, in quanto il comune non ha i locali per svolgere tale consegna. Ma sentiamo lo stesso assessore Fontana. Molti ci chiedono che hanno delle difficoltà per ritirare i cassonetti in quanto c'è molta gente. State pensando di ovviare a questa mancanza? Allora, intanto abbiamo già ovviato, nel senso che già da 2 giorni è aperto un nuovo front office al Palacongressi. Noi purtroppo non abbiamo spazi comunali a Villaggio Mosè, abbiamo dovuto chiedere una cortesia, un favore all'ente parco che ci ha concesso una stanza all'interno del Palacongressi e di questo siamo molto grati. In settimana verrà aperto un altro front office entro fine settimana a Fontanelle, negli uffici comunali, e infine la prossima settimana verrà aperto un quinto front office alla biblioteca di Giardina Gallotti. Quindi abbiamo dovuto anticipare l'apertura di 3 front office che si dovevano aprire nelle settimane scorse per quella che io comunque considero una buona notizia. E cioè il fatto che gli agrigentini stanno rispondendo al di sopra delle migliori aspettative e quindi piuttosto che aspettare ulteriore tempo per aprire gli uffici abbiamo deciso di farlo rapidamente. Quindi vorrei sottolineare l'aspetto positivo. Mi scuso, l'ho fatto preventivamente per qualche piccolo disservizio che si sta producendo, ma un cambiamento così radicale come il passaggio dalla raccolta indifferenziata stradale alla raccolta differenziata domiciliare in una condizione economica anche complicata e logistica complicata come quella del Comune di Agrigento, inevitabilmente avrebbe prodotto qualche piccolo disservizio, ma mi sembrano disservizi assolutamente tollerabili rispetto alla diciamo, importanza di quello che stiamo facendo e il passaggio da un modo incivile e stupido di gestire i rifiuti a un modo civile e particolarmente intelligente di gestire i rifiuti. Assessore, ecco, facciamo chiarezza, cosa deve fare un cittadino per ritirare i cassonetti per la differenziata? Deve andare in uno di questi 5 uffici che ho elencato e portare semplicemente il proprio documento d'identità e il proprio codice fiscale. Abbiamo sentito che qualcuno dice ci hanno chiesto l'ultima bolletta pagata. Non è vero, nel senso che considerate che noi stiamo distribuendo pure i contenitori ad alcune famiglie, e sono molte famiglie che occupano abusivamente alloggi popolari a Villa Seta, perché ovviamente noi distinguiamo diciamo, la necessità di perseguire gli evasori dalla necessità che tutti hanno di avere un contenitore per conferire rifiuti. Vogliamo ricordare qual è il calendario per cui diciamo, le varie frazioni inizieranno la differenziata, esclusa Fontanelle chiaramente? La prossima scadenza è quella del 4 dicembre. Il 4 dicembre cominceranno a fare la raccolta differenziata tutti coloro che abitano nelle frazioni balneari e a Villaggio Mosè, quindi Villaggio Mosè, San Leone, Cannatello, Zingarello, Maddalusa e così via. Come mai non avete pensato a un luogo di ritiro anche per San Leone, che è una frazione molto estesa? No, cioè, noi abbiamo pensato di aprirli dovunque, il problema è che il Comune di Agrigento per poter aprire un front office deve avere un immobile di proprietà del Comune e attrezzabile per questa attività. Siccome il Comune a San Leone, a Villaggio Mosè, questi luoghi non ce li ha,